Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Pillole di Economia. Nello scorso episodio abbiamo parlato di che cos'è lo spread. In questo video non lo rispiegherò, quindi andate a vedere nella scheda qui in alto il video se ve lo siete persi. Oggi ci concentriamo sulla funzione dello spread, a cosa serve. Quante volte vi hanno bombardato con la parola spread sui giornali, nei TG, in qualsiasi posto non si parla di altro che di spread. E solitamente lo si fa in termini allarmistici, quindi lo spread è alle stelle, oh mio Dio, moriremo tutti. Io oggi sono qui per spiegare la sua funzione e capire se è veramente giustificato questo allarmismo oppure no. Avevo detto che non l'avrei rispiegato, quindi spero che qualcuno abbia cliccato sulla scheda qui in alto, però lo rispiegherò in breve adesso. In breve lo spread è quanto interesse pagano le obbligazioni emesse a 10 anni dello Stato italiano rispetto a quelle dello Stato tedesco. A questo punto dobbiamo chiederci da cosa dipende questo interesse. Da due fattori principalmente, tempo e rischio. Più un'operazione è a lungo termine, più interesse paga. Questo perché succede? Per il semplice motivo che io ti sto dando per 10 anni i miei soldi e non potrò utilizzarli, quindi tu mi devi pagare un interesse molto alto perché devi usare i miei soldi per tanto tempo. Questo perché? Semplicemente per il fatto che tu stai prendendo i miei soldi e io quindi non posso utilizzarli per un sacco di tempo. Quindi più te li tieni, più dovrai pagare. Anche perché più è lunga la durata di questa operazione, maggiore è la possibilità che ci sia qualche intoppo. Chi mi dice che per questi 10 anni ci sarà sempre la pace, che quindi non ci sarà una guerra nella quale lo Stato deve spendere i miei soldi e non sarà più in grado di ripagarmi? Questo è il genere di intoppi che può succedere, quindi ringraziate di essere in un periodo pacifico della nostra storia. Il tempo quindi comporta un rischio e questo l'abbiamo capito, però non è il solo, perché dipende anche da chi sta prendendo i nostri soldi. Se compro delle obbligazioni italiane sto dando i miei soldi allo Stato italiano, se compro quelle tedesche sto dando i miei soldi allo Stato tedesco. Quindi capite bene che se l'Italia è poco affidabile, il tasso di interesse che deve pagare è molto maggiore rispetto a quello tedesco che è molto affidabile. Vediamo però un esempio pratico. Voi vi fidereste a lasciare 100.000 euro allo Stato del Burundi, un paese povero qualsiasi, in cambio dell'1% di rendimento? Siete veramente sicuri che dopo 10 anni il Burundi abbia abbastanza soldi per restituirveli più gli interessi? Gli interessi ovviamente nel tempo, ogni 6 mesi. Io sinceramente ne dubito, però potete fare quello che volete con i vostri soldi. Se invece però vi garantisse il 20% di guadagno, un pensierino ce lo fareste. Probabilmente qualcuno di voi molto propenso al rischio, uno di quelli che compra spesso i gratta e vinci per dire, investirebbe nello Stato del Burundi. Su gioco d'azzardo e su gratta e vinci faremo un video più avanti, quindi rimanete connessi. Dunque, il tasso di interesse cresce proporzionalmente al rischio. A questo punto possiamo porci una domanda e rispondere. Per quale motivo esiste una differenza tra il tasso di interesse dello Stato italiano e quello tedesco? Entrambe le obbligazioni sono emesse a 10 anni, quindi non può essere il tempo il fattore determinante. E allora la risposta non può essere che la rischiosità del debitore. Ebbene sì, purtroppo il nostro Stato risulta meno affidabile rispetto a quello tedesco. Mi piange il cuore a dirlo. Sul mercato c'è una maggiore fiducia sul fatto che la Germania possa rimborsare un debito piuttosto che l'Italia faccia lo stesso. Detto in altri termini, l'Italia, per convincere le persone a comprare le proprie obbligazioni, quindi i propri titoli di Stato, deve per forza proporre un tasso di interesse più alto. Ora però dobbiamo domandarci un'altra cosa molto importante. Qual è il beneficio di utilizzare lo spread come indicatore? Il beneficio sta nel fatto che se lo spread si alza, significa automaticamente che le persone sono meno fiduciose nel fatto che l'Italia restituirà loro i soldi più gli interessi. Questo meccanismo purtroppo però comporta che lo spread sia molto influenzato dai fatti della politica, che non c'entrano niente con l'economia solitamente. Facciamo un esempio che purtroppo ci è toccato sentire troppo spesso ultimamente. C'è una crisi di governo, quasi automaticamente lo spread aumenterà vertiginosamente. Questo perché c'è un clima di sfiducia verso i nostri governanti, quindi automaticamente anche meno fiducia da parte degli investitori. E qual è il limite di questo indicatore? Innanzitutto il limite è nel fatto che dipende sia dai titoli italiani che da quelli tedeschi. Poniamo che domani si inneschi una crisi senza precedenti in Germania e quindi i titoli di Stato paghino interessi molto più alti. Che cosa succede allo spread? Si abbassa. Però questo abbassamento
non si riflette su una fiducia maggiore verso i titoli italiani. Sta proprio lì il limite, che dipendendo dalla Germania, questo tasso non può essere obiettivo sull'Italia. Per questo motivo, onde evitare allarmismi inutili, io vi invito a controllare il tasso di interesse italiano piuttosto che lo spread tra quello italiano e quello tedesco. Se il rendimento di un titolo di Stato italiano aumenta, significa che c'è più sfiducia, mentre se diminuisce c'è meno sfiducia verso l'Italia. Invece non è automaticamente così per lo spread. Lo spread può tranquillamente abbassarsi senza che ci sia più fiducia nell'Italia. O al contrario alzarsi senza che ci sia maggiore sfiducia nell'Italia, cosa che viene spesso manipolata dai telegiornali. Penso di aver detto tutto sullo spread, però se mi sono dimenticato qualcosa o omesso qualcosa di importante, ditemelo che vi faccio un altro video a riguardo. Bene, il video finisce qui. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare like, commentare, condividere, iscrivervi, attivare la campanellina, tutte quelle cose importanti da fare. Ma soprattutto è importante che tra poco arrivano quelle schede solite, bellissime, contenenti un sacco di video miei. Molto belli anche quelli, quindi andate a guardarli.